Benvenuti nella pagina web delle carte del Stroleg Lombard, un'esperienza unica e affascinante. Qui troverete un mondo di saggezza e consigli, espressi nella splendida lingua lombarda. Esplorate il contenuto della pagina web e scoprite l'unicità delle carte del Stroleg Lombard, che combinano la bellezza dell'astrologia con la ricchezza culturale della lingua lombarda. Lasciatevi trasportare in un viaggio emozionante che vi guiderà verso un futuro radioso, arricchito dalle antiche tradizioni. Clicca il pulsante verde Vai Carta. In un attimo sarai catapultato nel mondo avvincente del Stroleg Lombard. Con un solo clic, l'esperienza della lettura delle carte prende vita su una pagina dedicata, offrendoti un prezioso consiglio su una domanda importante. Premi il pulsante Catafoito Cart dopo aver pensato alla questione su cui vuoi un consiglio. Scoprite come funzionano le carte astrologiche lombarde e come possono offrire consigli personalizzati attraverso le loro combinazioni uniche. Questo metodo vi guiderà attraverso un percorso di interpretazione delle carte, consentendovi di ottenere preziosi consigli sulle vostre scelte e decisioni personali. Svelate i segreti nascosti nelle combinazioni delle carte e scoprite come potete usare queste informazioni per creare il vostro percorso verso il successo e la felicità. C'è pure un pulsante che ti permette di ottenere i risultati anche in italiano, ideale per coloro che vogliono verificare alcuni dettagli o vogliono semplicemente ampliare la loro esperienza. E non dimenticare, c'è anche un altro pulsante che ti permette di mescolare il mazzo di carte, riattivando il pulsante Catafoito Cart, per dare il via a una nuova lettura. Durante ogni lettura, dal mazzo vengono scelte sempre 3 carte, un pianeta, un segno e una casa. Queste carte rappresentano un'azione, una modalità e un ambito specifico. Il tuo pensiero creativo, avvalendosi delle suggestive frasi di esito che si collocano su 3 livelli, emotivo, razionale e pratico, ti permetterà di trovare un legame fra la tua domanda e le carte, in modo dettagliato e coinvolgente. Prendiamo come esempio il livello emotivo e vediamo come si forma la frase di esito. La luna suggerisce un'azione di protezione, quindi in lombardo protesse. I gemelli comunicano la fama e l'onore della persona. La quarta casa limita l'azione nell'ambito delle abitudini quotidiane. Quindi la sintesi delle 3 carte è: Prutes la to fama e il to unur cumete fedde solit. I pianeti sono potenti simboli e ogni pianeta ha caratteristiche uniche. Ad esempio, il Sole simboleggia la nostra essenza, la Luna rappresenta le nostre emozioni, Mercurio è associato alla comunicazione, Venere incarna l'amore, Marte rappresenta l'azione, Giove è il pianeta dell'espansione, Saturno simboleggia la responsabilità, Urano rappresenta l'innovazione, Nettuno incarna l'immaginazione, Plutone simboleggia la trasformazione. La testa del drago rappresenta i nostri obiettivi e la coda indica il nostro passato. Ogni segno zodiacale rappresenta un'energia archetipica unica. Ad esempio l'Ariete simboleggia l'intraprendenza, il Toro rappresenta la stabilità, i Gemelli sono associati alla curiosità, il Cancro simboleggia la sensibilità, il Leone rappresenta il coraggio, la Vergine è associata alla razionalità, la Bilancia rappresenta l'equilibrio, lo Scorpione simboleggia l'intensità emotiva, il Sagittario rappresenta l'ottimismo, il Capricorno simboleggia l'ambizione, l'Acquario è associato all'idealismo e i Pesci rappresentano l'empatia. Ogni casa zodiacale rappresenta un ambito specifico in cui si svolgono gli eventi. La prima casa rappresenta l'immagine di sé, la seconda casa rappresenta le risorse materiali, la terza casa è associata al pensiero e alle relazioni fraterne. La quarta casa rappresenta le radici, la quinta casa simboleggia il divertimento, la sesta casa è associata al lavoro, la settima casa rappresenta le relazioni, l'ottava casa è associata alle trasformazioni, la nona casa simboleggia la conoscenza superiore e la spiritualità, la 10ª casa rappresenta il successo e la reputazione, l'11ª casa è associata alle amicizie e la 12ª casa simboleggia l'inconscio.
Poni le tue domande alle carte del Strolek Lombard. Visita il link che trovi in descrizione qui sotto e immergiti in un'esperienza unica di lettura personalizzata. È tutto gratuito. Ottieni preziosi consigli e lasciati affascinare dalla magia delle carte. Clicca ora per vivere la tua avventura.